Allora, buongiorno a tutti. Sono, penso, forse l'unico non clinico, non lo so, no, forse ce ne sono altri. Non mi occupo direttamente di pazienti, di fatto circa eh, ahimè, sono quasi 20 anni, già, inizi degli anni 2000, di cognizione sociale, sul piano fondamentalmente, diciamo, sperimentale, quindi eh, in genere ci appoggiamo ad altri clinici come Maria Cotelli sa bene per la somministrazione, quindi per i pazienti di fatto. Ciò nonostante, appunto, mi occupo di teoria della mente e di testi di cognizione sociale. Cognizione sociale, i testi di cognizione sociale raramente in realtà vengono utilizzati nell'assessment neuropsicologico classico. Eh, In genere per l'autismo, c'è un utilizzo piuttosto massiccio, ma raramente sono inclusi, diciamo formalmente inclusi nell'assessment. In questo senso una lettera all'editore di Brain di Mattia Schröter del 2012, se non ricordo male, ha suscitato un certo scalpore perché di fatto Schröter si lamentava in maniera piuttosto piccata che nell'ultima consensus conference che modificava i criteri clinici e diagnostici per la variante frontale della demenza frontotemporale, quindi una variante delle demenze frontotemporali, si lamentava del fatto che non fossero stati inseriti i test di cognizione sociale. E forse uno dei primi più interessanti esempi in cui viene direttamente richiesto ad una diciamo consenso internazionale l'inserimento di un test di cognizione sociale, di una serie di test di cognizione sociale. Come si è arrivati a questo? Brevissima premessa storica. La cognizione sociale, diciamo, inizia ad interessare i ricercatori sul piano della ricerca intorno alla fine del Novecento, inizio degli anni 2000. Una serie di autori iniziano a chiedersi se i processi cognitivi, così come li conosciamo, attenzione, memoria, linguaggio, fossero di per sé necessari per spiegare le nostre capacità e competenze di gestire il mondo sociale che ci circonda, quindi gli stimoli sociali che ci circondano. O se di fatto fossero necessari altri processi o sottoprocessi di quelli già conosciuti. E in quegli anni si sviluppa un po' l'interesse per queste abilità, per questi processi, iniziano a uscire alcune definizioni, quelle di Adolf, forse la più utilizzata, la capacità di costruire rappresentazioni dell'interazione tra sé e gli altri e di utilizzarli appunto in maniera efficace, in qualche modo, per il comportamento sociale. Lo vedremo, alcune patologie sembrano cogliere nel segno in qualche modo su alcuni di questi aspetti. Studio sia dei processi ma anche e soprattutto dei correlati neurali. Quali sono i processi di cognizione sociale? Ahimè, vi dico già subito, essendo relativamente giovane, non c'è un consenso, ovviamente. Ce ne sono, diciamo, alcune distinzioni tengono in considerazione 3 o 4 macrodimensioni, altre si prendono la briga di elencare 10-14 processi e sottoprocessi. Alcuni aspetti però sono particolarmente interessanti. Ritornano spesso i processi percettivi che ci permettono di riconoscere gli altri individui, chi ho di fronte. Sono caratteristiche, spesso processi percettivi diciamo di basso livello, talvolta involontari, talvolta non consapevoli, che ci permettono sostanzialmente di identificare l'altro. Un'altra grossa fetta ovviamente è la dimensione emotiva, affettiva, non solo il riconoscimento emotivo ma anche la capacità di condividere, quindi dimensione empatica. Altri aspetti sono legati all'ambito fiorente dei neuroni mirror, il riconoscimento delle azioni, il ruolo dell'imitazione e via discorrendo. Un altro aspetto che ricorre direi sempre fondamentalmente in queste classificazioni è la capacità di attribuire stati mentali, quindi in qualche modo di interpretare e predire i comportamenti altrui. La teoria della mente è in parte di fatto l'oggetto di questo talk.
Alcuni lavori hanno cercato di sintetizzare, questo tra i più interessanti, curioso anche il titolo, Neuroscience of People Watching, in cui cercano di fatto di ricondurre sul piano dei correlati neuroanatomici alcuni sistemi tra quelli conosciuti. Person Perception Network, generalmente associato alla Fusiform Face Area del riconoscimento del corpo, parti del corpo e via discorrendo, aree più posteriori. L'Action Observation Network, sostanzialmente associato appunto ai neuroni, alla maggior parte delle aree dei neuroni mirror. L'ultimo, quello che a noi interessa forse di più, è il network di teoria della mente, associato in genere con una serie di 3-4 aree che rivedremo fra poco, prevalentemente con una forte, diciamo, componente frontale, una serie di elementi e porzioni del lobo frontale. Teoria della mente, molti la conoscono, generalmente la nostra capacità non solo di attribuire gli stati mentali, di leggere i comportamenti altrui come guidati da stati mentali come intenzioni, credenze, desideri, vedremo motivazioni, aspetti motivazionali interessanti, ma anche la capacità di predire il comportamento, come si evolverà, cosa mi aspetterò in una data circostanza da una persona. In una serie di lavori condotti con quello che oramai fu il Centro di Scienza Cognitiva di Torino, Bruno Bara, Mauro Denzato, ma anche Stefano Cappa al San Raffaele di Milano, con un gruppo tedesco, ci hanno portato proprio intorno a quegli anni, dal 2004, forse il 2011 l'ultimo lavoro, a compiere una serie di studi fondamentalmente di neuroimmagine, sulla capacità di attribuire intenzioni a dei comportamenti osservati. All'epoca si usavano molto le storie figurate, in realtà si usano, vedremo ancora molto oggi. Di fatto si chiede al soggetto di diciamo, interpretare come andrà a finire, come andrà a evolversi una storia figurata che ha dei personaggi. Tra queste ne abbiamo anche una versione video in realtà con persone reali, ma tutto è iniziato di fatto con queste come strip story. L'aspetto interessante è che valutavamo azioni sia di natura individuale, privata, i cui obiettivi erano legati di fatto al soggetto che le compiva, sia a situazioni in cui c'è una vera e propria interazione, in questo caso comunicativa, ma anche situazioni in cui l'interazione non era mostrata ma era prospettata, futura, di là da venire, quasi sempre confrontate con dimensioni di causalità fisica, sia utilizzando modalità, diciamo, gestuali, ma anche sostituendo in altri studi al gesto in sé la controparte linguistica, lanciami la palla in questo caso se non si legge. Quello che abbiamo trovato è più o meno il network mostrato in precedenza, successivamente, nello studio in precedenza. È un network di 4 aree, fondamentalmente sempre le stesse: giunzioni temporoparietali, destra e sinistra, precuneo, e una forte componente, vedremo perché forte, componente prefrontale. Più o meno questi erano gli stimoli utilizzati: storia, comprensione, possibile scenario finale, individuale, sociale, comunicativa e causalità fisica. L'aspetto interessante appunto è che questo network tornava più e più volte in diversi studi. Diciamo, l'aspetto forse più rilevante era il ruolo della corteccia prefrontale. Le attivazioni della corteccia prefrontale sembravano essere parametriche rispetto alla presenza di interazione sociale, rispetto alla presenza della dimensione sociale. Più la dimensione sociale di fatto era mostrata presente o preventivata, più l'attivazione era in qualche modo più potente, forte. Compiti come questo, soprattutto visto il ruolo delle aree frontali e prefrontali, sono stati via via applicati e utilizzati anche in differenti quadri dementigeni. Questo è il numero di articoli pubblicati dal 2001 più o meno a oggi. Quello che più o meno emerge in parte
già accennato anche da Andrea, è che in una serie di quadri dementigeni specifici i deficit della mente sono non solo rilevanti, ma hanno anche quadri di variazione molto interessanti. Oltre all'Alzheimer e alla demenza frontotemporale, forse le più studiate, vedremo la più interessante è proprio la variante frontale demenza frontotemporale, anche sindromi in cui diciamo, l'interesse frontale o prefrontale era indiretto, come per esempio appunto nella sclerosi laterale amiotrofica o nei disordini dei gangli della base, in particolare il Parkinson. L'aspetto interessante, due aspetti interessanti. Uno è che in relazione in particolar modo all'Alzheimer e alla demenza frontotemporale, i quadri presentavano di fatto dei profili molto diversi nel deficit di teoria della mente. Questo è molto interessante perché spesso, soprattutto nelle fasi precoci, nella demenza frontotemporale tende a essere diagnosticata in maniera erronea come Alzheimer. Quindi ha una valenza spesso, in questi casi, è quello che di fatto diceva Schroeder, è una valenza anche di diagnosi differenziale, lo vedremo dopo. Altro aspetto è che su molti di questi profili neurodegenerativi i quadri erano variabili, quindi con profili molto distinti. Alcuni aspetti, per esempio della teoria della mente cognitiva, quando gli stati coinvolti erano di fatto, l'attribuzione degli stati coinvolti era di fatto legata alle credenze epistemici, quindi credenze, desiderio, credenze e intenzioni fondamentalmente, rispetto per esempio alla TOM di natura affettiva, quando l'attribuzione aveva a che vedere con, vedremo alcuni esempi, stati emotivi o dimensioni affettive specifiche. Questa distinzione è ripresa da Simone Shamaitsuri, una ricercatrice israeliana che ha introdotto questa distinzione tra dimensione affettiva e cognitiva della teoria della mente, è estremamente interessante proprio nelle neurodegenerazioni. Dicevo, sicuramente uno dei quadri patologici, come già accennato anche da Andrea, più interessanti è la variante frontale della demenza frontotemporale. È interessante per varie ragioni, in primo luogo per questa, diciamo, condizione clinica che talvolta si avvicina all'Alzheimer, soprattutto in maniera molto precoce, perché è una forma piuttosto frequente, la seconda subito dopo quella appunto di Alzheimer, ed è la più rilevante tra le demenze frontotemporali rispetto per esempio appunto alla demenza semantica o alla afasia progressiva non fluente. E non solo, proprio sul piano comportamentale per l'appunto, alcuni la definiscono variante comportamentale, altri variante frontale, però di fatto parliamo più o meno dello stesso quadro clinico, ha appunto una serie di caratteristiche comportamentali piuttosto note, mutamenti di personalità, apatia, dimensione empatica deficitaria, quello che viene definito comportamento antisociale e via discorrendo. È interessante notare, lo vedremo anche più avanti, che talvolta le funzioni esecutive sono preservate, perlomeno inizialmente. Quindi non sempre le funzioni esecutive sembrano essere, soprattutto nelle fasi molto precoci, una discriminante. Non a caso tornano soprattutto nella componente frontale le aree di cui discutevamo prima, quelle fondamentalmente trovate nel corso dei vari studi in neuroimmagine. La corteccia frontale mediale e le aree mediali prefrontali ritornano con una sovrapposizione abbastanza forte sul piano neuroanatomico e neurofunzionale. Tutta una serie di studi si sono appunto hanno iniziato ad occuparsi più o meno, appunto di nuovo dagli anni 2000 in avanti, proprio di deficit di teoria della mente su questa variante della demenza frontotemporale. Ce ne sono molti di più, questo è uno studio di Emre Bora di Melbourne del 2015 che ha esaminato una trentina, 20 comparabili di studi riguardo alle patologie e deficit di teoria della mente, e quello che emerge è un quadro piuttosto interessante, piuttosto netto. Nella variante frontale della demenza frontotemporale la teoria della mente è deficitaria, chiaramente deficitaria. Questo è un dato abbastanza consolidato. Questi sono studi
che hanno confrontato la variante frontale con la demenza, con un gruppo di controllo, ha preso in considerazione un numero piuttosto alto, essendo una meta-analisi di pazienti, 273, 511 di Alzheimer, 671 di controlli, quindi sono numeri piuttosto grossi, un dato abbastanza robusto. L'aspetto interessante è che nella variante frontale quello che emerge di fatto è che i disturbi TOM sono piuttosto robusti e sembrano essere più robusti rispetto appunto alla compromissione cognitiva generale. Altro aspetto interessante è che questo generalmente su questi dati non avviene per gli AD, quindi per l'Alzheimer. Qui sono i due profili della variante frontale versus gruppo di controllo e degli Alzheimer versus gruppo di controllo, anche se sembrano molto simili, in realtà sono molto diversi, più del doppio l'effetto sulla variante frontale. Non solo, i dati sono molto eterogenei per quanto riguarda l'Alzheimer e diciamo un dato piuttosto forte sul fatto che le abilità di cognizione sociale, perlomeno iterare la mente, in questa variante frontale sono chiaramente deficitarie. Che test hanno utilizzato insieme a sempre Mauro Adenzato e Michele Poletti all'Università di Pisa? Abbiamo cercato, di nuovo ritornano più o meno gli stessi anni, 2010, poco prima, 2008, abbiamo provato a sistematizzare un po' la letteratura su questo tema e di fatto la maggior parte dei test utilizzati in letteratura erano fondamentalmente test appunto per lo più di teoria della mente. Ho lasciato cognizione sociale perché un test molto utilizzato è l'Ekman 60 Face, piuttosto noto. Questi tre test sono sicuramente test, o perlomeno parte di questi test, che Schroeder chiedeva di essere inseriti appunto nella diagnosi differenziale della variante frontale. Il più noto forse è il Reading Mind AI del gruppo di Baron Cohen di Cambridge. È un test di teoria della mente in realtà a forte connotazione affettiva. Quello che si chiede è di attribuire gli stati mentali relativamente complessi. Potete tranquillamente, questa è diciamo, è una traduzione dei termini inglesi. I termini inglesi di Baron Cohen originali sono quelli sotto. In questo caso contemplativo è la risposta corretta. È un test non così, diciamo, non va a tetto, quasi sempre non vanno a tetto i soggetti, anche per i soggetti normotipici, diciamo soggetti normali come potremmo forse essere noi, raramente si va a tetto, sono un po' più facilitate le fanciulle, un po' meno i maschietti, ma di fatto è un test interessante anche in qualche modo per la sua complessità. Questa è la versione italiana che è stata uno studio normativo che è stato fatto da Serafine Surian. Hanno deciso in questo caso di mettere semplicemente in colonna nella versione italiana per evitare un eccessivo visual searching del soggetto. Stessa cosa, si chiede di attribuire diciamo, una fotografia della zona perioculare un aggettivo specifico, in questo caso giocoso. Oltre al test Reading Mind AI test, il faux pas è un altro test spesso utilizzato. Sono storie, nella maggior parte dei casi vengono fatte leggere, ho letto anche qualche versione in cui venivano lette, e di fatto si chiede al soggetto di riconoscere, in italiano diremo una gaffe, cioè qualche cosa che non doveva essere detto, data la circostanza. Questo è un esempio sulla traduzione in italiano del test. Il marito di Elena stava organizzando una festa, a sorpresa per il compleanno della moglie, invitò Sara, un'amica di Elena, e disse non dirlo a nessuno, specialmente a Elena. Il giorno prima della festa Elena era a casa di Sara e Sara rovesciò un po' di caffè sul suo vestito nuovo. Disse Sara, avevo intenzione di indossarlo alla tua festa. Quale festa? Chiese Elena. Dai, disse Sara, vediamo se riusciamo a togliere la macchia. La domanda classica primaria è: qualcuno ha detto qualche cosa che non avrebbe dovuto dire o qualcosa di imbarazzante? Ci sono un'altra serie di domande, sia domande di controllo sulla comprensione della storia, ma anche domande sul chi, sul perché quella persona ha detto o non doveva dire quella determinata cosa. C'è una domanda, una componente affettiva,
come pensi si sia sentita Elena nel dirlo, che spesso si fa riferimento a questa componente, appunto in relazione alla componente affettiva del faux pas, in realtà appunto una domanda, però c'è questa componente. Ed è un altro test un po' più complesso, sicuramente più lungo da somministrare rispetto al NDI, però è un altro test piuttosto efficace, lo vedremo anche più avanti. Un test la cui, diciamo, traduzione in italiano è stata abbastanza recente, è lo Ioni Task. Pelino più semplice, Ioni è questa figura, questa faccina qui in mezzo, un po' più semplice ma un po' più strutturato. Si distingue una componente affettiva, una componente cognitiva di teoria della mente, cognitiva affettiva, si distingue un primo ordine e un secondo ordine di attribuzione degli stati mentali. Ioni sta pensando a, si chiede al soggetto di denominare o di indicare in alcuni studi a seconda della patologia cosa sta pensando il nostro personaggio, oppure a Ioni piace cosa, dimensione affettiva. Il controllo è Ioni è vicino a, semplicemente una vicinanza fisica. Nel secondo ordine la componente affettiva, la componente cognitiva, la leggo qui perché qui non leggo niente, e Ioni sta pensando a un oggetto, un frutto di cui è interessato un'altra entità, un altro soggetto. Oppure a Ioni piace un frutto che ad un'altra persona non piace. Notate la discrepanza anche qua sulla dimensione affettiva, piace o non piace. Oppure Ioni ha un gioco che ha anche un'altra persona. Più semplice da somministrare, un pelino più lungo, soprattutto diciamo dato il training iniziale forse un po' più immediato, alcuni dicono. Interessante perché, come vi dicevo, c'è una recente versione italiana di Rossetto che in qualche modo ha tradotto e utilizzato, in qualche modo in parte normato sulla popolazione italiana. Ultimo, l'Ekman 60 Face, abbastanza noto, il test di Ekman si chiede al soggetto di riconoscere le emozioni primarie come appunto rabbia, tristezza, sorpresa, disgusto, felicità e paura. Anche di questo recentemente nel 2014-12 ha di fatto in parte prodotto uno studio normativo sulla popolazione italiana, quindi per ognuno di questi test ci sono, diciamo, c'è l'equivalente italiano con alcuni dati normativi sulla popolazione per età e per sesso. Altro aspetto non banale secondo me, molti di questi test sono scaricabili gratuitamente. Baron Cohen, l'Università di Cambridge, il sito dell'Autism Research Center, e di fatto offre proprio la possibilità di scaricarli gratuitamente. Se funziona non lo so, ve lo faccio vedere, ci proviamo. C'è proprio una sezione test, non me ne torna assolutamente nulla, per carità, li uso come voi da sperimentalista, ma è estremamente interessante perché sono facili da scaricare, soprattutto nel corso degli anni si sono affiancate versioni appartenenti a diverse lingue. Ok, questo è un esempio, non so se si vede, no, non si vede niente, pardon, come non detto. Ok, niente, lo vedevo solo io, scusate, ero contentissimo, ma lo vedevo solo io. Comunque, di fatto, a quel link lì è facile scaricare da una sezione test tutto un elenco piuttosto ampio di batterie con le differenti versioni italiane, con i referenti legati alla traduzione in italiano e con una serie di, non sono immediati i link alle studi normativi e alle standardizzazioni italiane, ma di fatto ci sono anche quelle. Diversi lavori nel corso degli anni hanno appunto dimostrato, per esempio, non solo che la teoria della mente è deficitaria, ma che per esempio il Reading Mind DI sembra essere un buon predittore, per l'appunto in parte già accennato da Andrea prima. In questo studio di Schroeter relativamente recente, anzi recente, decisamente recente del 2018, ha esaminato una serie di
funzioni esecutive. Sono emersi classici, come già accennato prima, fluenza semantica e fluenza fonemica, come due elementi di funzioni esecutive piuttosto importanti. Secondo Schroeter, di fatto però questi test da un lato hanno, secondo lui, talvolta una scarsa rilevanza ecologica, queste due fluenze. So che dirlo a un neuropsicologo. Riporto la sua opinione, in parte sono d'accordo, in parte no, ma di fatto per lui la valenza, diciamo la dimensione sociale ha una portata ecologica decisamente più forte. Non solo, spesso non sono in qualche modo, queste funzioni esecutive non sono tipiche della variante frontale della demenza frontotemporale, si ritrovano in molti altri quadri clinici, quindi sono poco specifiche. Il Reading MDI invece lo è di più, secondo lui. Queste sono le due funzioni esecutive esaminate, queste ha esaminato anche lo Stupid TMT, l'Ash 5-point test, che di fatto sono molto meno predittive rispetto al Reading MDI che è questo. Secondo Schroeter, appunto, test come questo sono sicuramente più specifici, data appunto la variante frontale di questo tipo di demenze. Un altro aspetto estremamente interessante è che, come dicevo, la teoria della mente è predittiva. Uno studio molto interessante di Pardini ha esaminato un campione enorme, direi, di soggetti adulti, 4.150 soggetti adulti normotipici. In questo campione ha somministrato una complessa batteria neuropsicologica. Da questo campione ha selezionato un gruppo di controllo e un gruppo sperimentali. Quello che è emerso è che il gruppo sperimentale aveva di fatto, era stato selezionato in base a un punteggio del Reading MDI inferiore rispetto alla media. Cosa è emerso? Che a un follow-up di 2 anni di distanza, non solo nel gruppo low, con un punteggio inferiore al Reading MDI, erano emersi una serie di deficit neuropsicologici in genere appunto frontali, di funzioni esecutive, ma che solo in questo gruppo 12 persone erano state diagnosticate come BVFTD, non nel gruppo di controllo. Quindi i due gruppi, di fatto, a due anni prima, erano differenti solo e esclusivamente per il punteggio di NDI. E quindi solo quello, di fatto, si è dimostrato essere molto predittivo. Chiudo. Ultimo lavoro di Berthaud, in parte anche già citato da Andrea in precedenza, di nuovo confronta alcuni test neuropsicologici in genere appunto di funzioni esecutive con un mini SEA che di fatto è l'insieme, una parte di FOPA e Ekman System Face, e anche in questo caso ha dimostrato che gli unici 2 test che erano capaci di discriminare tra Alzheimer e demenza frontotemporale erano appunto il mini SEA, test di cognizione sociale, e il reversal learning. Ma se valutate, come faceva prima appunto Andrea, sensibilità e specificità, emerge che l'82,5% dei partecipanti erano di fatto sensibili alla test teoria della mente, solo il 69,7% al reversal learning test. Quindi di questi 2 il mini SEA era quello più interessante e rappresentativo. Chiudo dicendo oggi di fatto mi sono occupato solo di questa distinzione. C'è da dire che i test di allenamento di cognizione sociale sono molto interessanti anche per altri profili di neurogenerazione e non possiamo ovviamente che concordare con Schroeter che i test di cognizione sociale, almeno quelli di teoria della mente, dovrebbero essere in parte inseriti, perlomeno nelle fasi iniziali, perlomeno in alcuni quadri clinici nella batteria testistica neuropsicologica. Scusate lo sforamento.